Buongiorno a tutti ragazzi, un buon inizio settimana. Oggi vogliamo parlare del famoso reddito di cittadinanza e quota 100 che secondo il nostro Matteo Salvini non si potrebbe più fare perché abbiamo aperto questa crisi di governo. Quindi diciamo che ha sollevato i suoi dubbi e le sue perplessità sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100. Dal canto suo, giustamente, quelli del Movimento 5 Stelle aggiungono che reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano, quindi è inutile che Salvini vuole fare sempre le sue elezioni, quindi diciamo ragazzi che Salvini sta mettendo a rischio diciamo, il reddito di cittadinanza e la quota 100, che potrebbe essere una prima, ciao Angela, misura del governo leghista a far cadere questa diciamo, legge che hanno fatto ultimamente. Il reddito di cittadinanza nel mio paese pure, quindi posso garantire che molte famiglie povere che non avevano da mangiare adesso fanno la spesa, ragazzi. Quindi posso dire che tante famiglie davvero disagiate stanno usufruendo di questo reddito di cittadinanza aspettando il famoso lavoro che loro vanno a fare, poi non si faranno il problema di andare qui a lavorare. Quando saranno chiamati io credo che andranno tutti, perché al sud non è il problema andare a lavorare, il problema è trovare il lavoro, quindi se il collocamento, come hanno promesso loro, chiamerà queste persone, potete stare sicuro, ragazzi, che qua vanno a lavorare. Qua perché non ci sta o perché sfruttano la situazione, ecco perché non si va a lavorare, ma non perché che poi ci sono i furbetti ragazzi che prendono il reddito di cittadinanza e vogliono anche lavorare a nero. Questo però è un compito che tocca diciamo a chi di dovere a prendere questi furbetti e a togliergli il reddito di cittadinanza, quindi io sono a favore di questa cosa, però è vero che non dobbiamo toccare le famiglie che vivono così ultimamente e che comunque grazie a questo reddito di cittadinanza stanno riuscendo a sopravvivere, non a vivere, a sopravvivere a questa crisi che ci sta. Quindi può essere in Campania, può essere in Sicilia, i furbi ragazzi ci stanno dappertutto, quindi non scherziamo. Io non faccio politica, quindi però leggendo questa cosa oggi ho voluto fare questo video. Di solito a me non piace la politica perché secondo me è la cosa più al mondo, penso che avete capito la parola, quindi non mi piace questa cosa. La politica è come i soldi, quando li tocchi sono sporchi e a me non piace, quindi fino adesso sono state 900.000 le persone che hanno fatto domanda per la quota 100, quindi non possono andare indietro 900.000 domande che verranno accolte comunque e si godranno questa benedetta pensione, questi pensionati in effetti. Quindi il signor Matteo Salvini la finesse ogni volta di Salvini ha preso i voti per il fatto degli immigrati, Salvini ha preso i voti adesso, però stavolta il reddito di cittadinanza e la quota 100 non si toccano. Io, come tanti altri qui, abbiamo votato Movimento 5 Stelle, però posso garantirvi che se sapevamo che si metteva pure Matteo Salvini con il nostro Movimento 5 Stelle, nessuno lo avrebbe votato. Ma non per il Movimento 5 Stelle, perché non dimentichiamo che Salvini cosa ha fatto per noi del Sud Italia. Noi ha sempre infangato, a noi ci ha sempre messo una pietra sopra, ha sempre detto che noi non siamo italiani, che noi così. Sì, sì, ma a finale potranno pure farlo, ma succederà un casino a finale, quindi per parte mia, se lui toglie questo reddito di cittadinanza e questo quota 100, si andrà sicuramente a voto e perderà stavolta le elezioni, perché non dimentichiamo che si è preso tanti voti e anche grazie al Movimento 5 Stelle che hanno votato sta cosa del reddito di cittadinanza credendo che si trova un lavoro, e quindi Matteo Salvini purtroppo sta giocando bene le sue carte con gli immigrati, che tante persone sono, non è che io voglio definire diciamo l'immigrazione, per l'amor di Dio, è un problema, però lui
sta parlando il mondo dell'Italia sul fatto di questi immigrati che vengono, diciamo, non vengono accolti nelle nostre acque, ci parlano male tutti gli stati. Quindi diciamo che in effetti quando tanti anni fa firmavano tutti per avere questi immigrati qua perché prendevano un sacco di denaro. No, è passato, non ti preoccupare Alessia, non c'è stato nessun danno, quindi è passato via solo per la nostra testa, quindi già sta lontano da noi. Quindi ragazzi diciamo che no, guarda Livia, la cosa che più non sopporto di questo qua, diciamo in effetti, è che lui ha preso tanti voti perché molte persone, diciamo, hanno questo astio verso, diciamo, gli immigrati, ragazzi. Allora lui ha usato questa leva per prendere un sacco di voti, capisci? Lui è come, diciamo, facendo questo gli italiani sono tutti contenti, capisci? Abbiamo trovato chi non fa entrare più questi qua, ha giocato diciamo d'astuzia ragazzi, è come se domani io faccio promettere il mare a tutti e tutti quanti mi votano e poi faccio vedere davvero che do il mare a tutti, capisci? Allora adesso lui sta facendo la guerra contro tutti e tutto, quindi allora gli italiani guardano che questo non sta facendo più entrare gli immigrati, allora tutti Salvini, 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 ma non dimentichiamo ragazzi che Salvini del centro e del sud Italia non ha parlato tanto bene perché lui è della Lega, lui parla bene solo del suo popolo, ma non perché voglio attaccare gli amici della Lega e pure gli amici leghisti, chi abita lì, la pianura padana o altro, no, io non c'ho nulla contro di loro, il problema è che loro hanno sempre fatto questa distinzione tra il sud e l'oro. Non dimentichiamoci ragazzi che la storia ce lo insegna, io non so se molti di voi quanti anni hanno, ma il regno delle due Sicilie, che era qui il sud, erano gli stati più ricchi. Cosa hanno fatto? Andate su Google, andate a cercare. Quelli del nord si sono appropriati di tutti i nostri beni del sud, del regno delle due Sicilie. Hanno saccheggiato il regno delle due Sicilie, si sono portati tutti al nord e il nord è diventato ricco, ma veramente i ricchi eravamo noi. Quindi andate su Google, scrivete il regno delle due Sicilie saccheggiato da quelli del nord e vedrete che cosa trovate ragazzi. La verità forse molti di voi non la conoscono perché giustamente chi è molto giovane, ma chi ha una certa età lo sa. Penso che la storia lo insegna. Quindi partiamo che la parte dell'Italia più ricca era il sud Italia, era il regno delle due Sicilie, che purtroppo è stato diciamo derubato di delle tutte le sue ricchezze e portato al nord. Quindi di cosa vogliamo parlare? Poi se vogliamo parlare di bellezze, a sud ragazzi non ce ne sta per nessuno in effetti. Partiamo dalla Sicilia, partiamo dalla Sardegna, partiamo dal Cilento, partiamo dalla Calabria, dove vogliamo partire? Sopra pure ci sono bei posti, non si mette in dubbio. Però a sud ci stanno più ricchezze a livello turistico, diciamo. Val d'Aosta avrà le sue montagne, non si mette in dubbio. Ma io ti faccio un esempio, a Milano cosa ci sta ragazzi? A parte il lavoro, cosa ci sta? Anche qui si potrebbe creare tanto lavoro. Guarda, sono fatti loro, in effetti ho fatto questo video proprio perché io non condivido proprio le scelte di questo Salvini, non mi piace, non lo vedrò né mo né mai, forse è l'ultima cosa che farò in vita mia, quindi non mi piace. A Milano, ma no, voglio dire, a parte lo smog, ci avranno il lavoro, ci avranno tutto quello che vogliono, ma al finale, ragazzi, che vita è? La vita è una sola. Io ci sono stato a Milano un paio di mesi, ragazzi, vi giuro, non perché io voglio criticare, non critico nessuno, ragazzi, mi sembrava di stare in un film, sai, Matrix, come dei robot, uscivano lavoro in macchina, cellulare, computer con gli auricolari che parlavano, passa 2 milioni qua, passa... Una cosa mi sembrava di stare in Matrix a me.
Ho preso un giorno, diciamo, il treno, quello per Milano, tutti che parlavano bene l'italiano, mi raccomando, passi questo qui, se guardi quello tutti giacca, cravatta. Ho detto pare un film di Matrix. Io quando stavo con la tuta e le scarpette e vestito da sportivo, diciamo, ho detto mamma mia, qua tutti giacca, cravatta, orologio, Rolex. Ho detto mamma mia, qua tutti belli come diciamo nel sud, PP, quindi ci sta proprio una grande differenza. Subito si nota se uno è del sud e se uno è del nord. Io sono andato lì, no, non perché uno dice vabbè, scarpe della Nike, maglietta Nike, tuta Adidas, sai, vestito sportivo, questi invece giacca, cravatta, smoking, quindi è una cosa ridicola per me, guarda. È il loro lavoro, vabbè, sì, però là lavorano sempre, non si fermano. E godetevi un po' la vita è una sola. È vero che forse noi siamo un po' troppo alla mano, cioè che però ragazzi in fondo la vita è una sola, quindi non ammazzarsi di lavoro. Tanto io come ho sempre detto in tanti video miei, no? I soldi. No, non lo uso Instagram, la verità, solo YouTube faccio. Neanche Facebook, non più di tanto, non ci vado mai a finale. Pubblico solo qualche video che faccio su YouTube, ma a finale sto sempre su YouTube, quindi Instagram, Twitter, pubblico a volte qualche foto, però ma non più di tanto. Quindi ragazzi, in effetti speriamo che questo governo cade. No, stavamo parlando di Salvini, Cristian, che vuole togliere quota 100 al reddito di cittadinanza. Ho detto che secondo me è una cosa sbagliata perché comunque il reddito di cittadinanza e quota 100 è stato portato dal Movimento 5 Stelle, come lui ha voluto fare la legge sull'immigrazione che sta facendo ancora tuttora, quindi tu fai l'immigrazione, il reddito di cittadinanza e quota 100 è del Movimento 5 Stelle. Voi avete fatto un'alleanza? No, tu fai le cose che dico io e io faccio le cose che dici tu. Perché comunque parliamoci chiaro, il Movimento 5 Stelle non sta opponendosi a questo suo casino che sta facendo con tutto il mondo sull'immigrazione. Non è che Di Maio ha detto qualche cosa a lui e l'ha richiamato oppure ha fatto qualche cosa. Questo prende parte e se ne va sulla nave, si mette il giubbotto della polizia, si mette il giubbotto dei vigili del fuoco e tutti quanti sui profili a dire oggi fa il poliziotto, domani chissà che farà. Dai ragazzi, per favore, ma non scazziamo proprio. Quindi voglio dire io, secondo me è sbagliato, poi ognuno è libero, l'Italia appunto è bella per questo, perché è una repubblica, ognuno può dire la sua. A me sinceramente non piace, non lo voterò né mo né mai. Voglio votare più o meno Cicciolino, ma no a lui, quindi non mi interessa proprio. Guarda Alessia, qui dove abito io, parecchie famiglie povere ora stanno facendo la spesa, come diciamo noi, stanno mangiando un po' di carne che prima a malapena la conoscevano, quindi penso che sia stata una cosa positiva e posso garantirti che se verranno chiamati andranno a lavorare. Mo dico io, perché tu governo, no? Avete rubato in tanti anni tanti miliardi e miliardi e miliardi, nessuno vi ha detto mai nulla, vi siete azzuffati sempre voi e voi, vi siete accusati sempre voi e voi, quindi lasciate stare questa cosa e buonanotte. Cercate di trovare il lavoro a tutte queste persone che percepiscono questo reddito e così il reddito di cittadinanza verrà tolto e la gente andrà a lavorare. Qual è il problema? La quota 100, facciamo andare in pensione tutti questi pensionati, facciamo un po' vedere la pensione, perché secondo me il fatto della pensione, anche a 67 anni, ragazzi, la vita qui è breve, a 67 anni stai più con un piede nella fossa che, diciamo, io vi dico la verità, io ho 43 anni, ragazzi, di tutti quelli che sono andati in pensione, che io conosco, parlo di quelli che io conosco, ragazzi, vi posso assicurare che solo il 20% sta ancora godendosi un po' la pensione. Gli altri sono tutti quanti morti, ragazzi. Purtroppo, come vanno in pensione, non lo so, è come non maledizione, perché non ci credo a queste cose, diciamo così,
Però siccome hanno lavorato una vita sana, dopo il 67, diciamo dopo il 67esimo anno, arrivano a 70-71 anni, si godono quei 2-3 anni di pensione, buonanotte, è finita la vita. Cioè voglio dire io, secondo me la pensione dovrebbe arrivare, diciamo, a un'età più giovane in effetti. Secondo me l'età giusta sarebbe 60 anni. Ciao Alessandro, buongiorno. Cioè 60 anni e andare in pensione sarebbe anche giusto. Però dipende sempre dal lavoro, ragazzi. Se un muratore, no, faccio un esempio, che lavora da 18 anni e fa il muratore, a 67 anni, ragazzi, parliamoci chiaro, cosa è rimasto di questo uomo? Niente, ragazzi. Uno che ha fatto una vita così, un muratore per parte mia dovrebbe andare in pensione a 50 anni per la vita che fa. E mi fa piacere, Alessandro, figurati. Stavamo parlando proprio di questo, che questo reddito di cittadinanza ha salvato tante famiglie, anche qui dove abito io, persone che non potevano fare la spesa, che andavano in chiesa a prendersi il famoso pacco, come diciamo qua al sud, adesso possono farsi un po' di spesa, pagare un po' di bollette, prima andavano da prete, diciamo, alla Caritas, cioè alla fine è stata una cosa positiva, ma arriva questo e vuole togliere tutto da mezzo, perché la testa così gli dice, perché non ci sono soldi, non ci stanno cose. Penso un po', Alessia. E ti pare giusto secondo te, Alessia? No, io credo di no. C'è tua mamma quando è in pensione. No, non si sa, Alessandro, in effetti ti dico una bugia, non lo so, come regola so che dovrebbero mettere le persone a lavorare, a trovare un lavoro, questo so io. In effetti, diciamo a settembre dovrebbe partire questa cosa, diciamo che ti chiamano a lavorare in effetti. E diciamo che non puoi rifiutare per 3 volte, diciamo. Poi la quarta volta ti tolgono il reddito. Da quota 100 sono i pensionati che andranno in pensione, sono 900.000 le domande che hanno fatto. E quindi io non capisco perché lui voglia fare questo, capisci che voglio dire io in effetti? Non so che sfizio ci trova, però si stanno, diciamo, bisticciando di brutto. Lui fa l'immigrazione, con il reddito di cittadinanza. Allora tu fatti l'immigrazione come stai facendo tu, che stai facendo la guerra con tutto il mondo, in effetti. Ma non è il problema di quanto prendi, Alessandro, perché pure 280 euro una famiglia povera si compra un po' di pane, si compra un po' di cose. Tanto sono soldi sempre che pagano chi va a lavorare, ragazzi. Loro si lamentano che non hanno denaro per pagare il reddito di cittadinanza. Ragazzi, ma voi sapete quanto percepiscono questi al mese e quante pensioni d'oro ci stanno che pagano? Ci sta gente che prende 40.000, 50.000 euro al mese di pensione, ma spezziamo. Gente che è andata in pensione, che diciamo politici, che prendono 40-50.000 euro. Ultimamente quando Di Maio ha tolto un po' da loro, che ha tolto qualche cosina. Sì, sì, in effetti adesso i navigator, come si chiamano, dovrebbero trovare un impiego, diciamo, a tutti quelli che prendono il reddito di cittadinanza. E quindi Alessandro, come regola dovresti andare, diciamo, nelle liste speciali tu, quindi dovresti andare prima di tutti, forse a lavorare come regola. Vabbè ragazzi, comunque è stato un argomento che io ci tenevo perché ogni volta che sento il telegiornale lo guardo poche volte. Stavolta ho letto questa notizia e proprio ho detto no, devo fare il video. Di solito la politica non mi piace farla perché non mi piace, però stavolta non ce l'ho fatta perché ogni volta che leggo sempre cose brutte e non mi piace, quindi è come mi dovevo sfogare. Ultimamente faccio l'ultimo esempio e poi chiudo qua, no? Ultimamente stavo girando per trovare notizie su internet quando vedo che molti su Facebook attaccavano a questo Salvini. E che era successo? In effetti faceva fare il giro al figlio con la moto della polizia. Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi? Questo prende la moto della polizia e fa fare il giro
al figlio. Le moto d'acqua, non so se avete capito che cosa voglio dire io. Cioè, ma secondo voi è legale? Perché con tutti i soldi che hai non hai la possibilità di affittarti un scooter d'acqua? Allora di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Di uno che approfitta? Ed è successo il casino su Facebook, YouTube, tutti quando giustamente l'hanno attaccato, dicono quella è una cosa della polizia, tu non è che vai là solo perché sei il ministro degli interni e dici no dammi la moto d'acqua che mio figlio si deve fare il giro. Ma scherziamo? Oh no, adesso lui stava in spiaggia e questo con la moto della polizia che andava camminando, cioè ci rendiamo conto? È come se io adesso sarei suo figlio, scendo, piglio la macchina della polizia e vado a fare un giro. Ma scherziamo ragazzi? Poi si vuole lamentare del reddito di cittadinanza perché non ci sono i soldi. Tagliatevi le pensioni voi, invece di 50.000 euro, prendi 10.000 euro al mese. Dai ragazzi, io ho letto una volta ho letto un elenco di tutti i politici andati in pensione, ragazzi, una cosa pazzesca. 40.000, 50.000, 30.000, 90.000, 100.000. Ho detto ma è possibile, ma sarà vero? E mi sono informato e purtroppo era vero ragazzi. Io pensavo che era, sa, una cosa tipo fake su Google, invece no, perché poi Di Maio in effetti l'aveva detto che basta con... Sì, ma i calciatori, sai, è una cosa privata, capisci Alessà? Quindi ci può pure stare che è sbagliato pure per parte dei calciatori che devono guadagnare tutti quei soldi, però lì è purtroppo, come ti devo dire, una cosa privata. In effetti il proprietario, come Berlusconi, se Berlusconi vuole dare 5 milioni di euro a Ronaldo, faccio un esempio, no? Perché deve giocare nel suo Milan, quello con i soldi suoi, Alessà fa che vuole. Cioè il Real Madrid prende 20 giocatori e vuole cacciare 50.000 milioni di euro. Ma li caccia il padrone, diciamo, del calcio. Quindi non è che qua sono soldi nostri questi che cacciamo. Tutti questi soldi che vengono pagati, queste pensioni d'oro ai politici, sono soldi che vengono tolti dalle nostre tasse. Quindi sono soldi nostri. Cioè io devo pagare un politico che solo perché è stato 5 anni a governare 50.000 euro al mese. E dai Alessandro. Che poi qua in effetti quando stanno 4-5 anni questi vanno in pensione poi dopo. Cioè uno che va in politica dopo 5 anni può andare in pensione. Ma scherziamo ragazzi. Cioè basta fare 5 anni di politica in Italia per diventare pensionato milionario. Poi siamo diciamo, l'unica nazione nel mondo ad avere tutti questi politici. Portaborse. Sì, no, qua, no, ti giuro, qua vale proprio la pena diventare un politico, Alessà, Cristian, voglio dire. Si guadagna, ragazzi, quindi non pensate a YouTube, non pensate a diventare, che ne so, ragionieri, commercialisti, avvocati, no, politico. Cioè, quindi non mettetevi in testa di fare il ragioniere, allora, o fai il sindaco o fai il politico, quindi tutte una delle cose. L'assessore no, perché l'assessore guadagnano poco, quindi lascia stare. Allora, o diventa sindaco di una città, oppure fai politica, però devi entrare nella parte buona. Quindi vai sempre nella parte dei cattivi perché sono quelli che guadagnano di più in effetti, quindi la parte quella buona no, quindi purtroppo saranno sempre tartassati. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, basta con sta politica che non mi piace. Ci sentiamo e alla prossima ragazzi, ciao a tutti e buon appetito ragazzi.